Un anno di AICA ancora senza direttore generale, l'incontro con il cartello sociale sul risanamento. Una nuova struttura sanitaria pubblica per gli animali nella zona industriale dell'ex ASI di Agrigento servirà a curare e sterilizzare cani e gatti randaggi. Cerimonia del ventaglio, la conclusiva bilancio segnato da un rapporto difficilissimo tra governo regionale e Parlamento. Il presidente Musumeci torna a parlare di dimissioni anticipate, ora che sembra sfumare del tutto un bis. A Forza Italia andrà la scelta del candidato presidente, a Fratelli d'Italia la presidenza dell'ARS. Dalla periferia al centro città non è stato sufficiente un mese di tempo, 10 lettere attendono ancora di essere consegnate da Fontanelle ad Agrigento. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. I vertici di AICA incontrano il cartello sociale, appello a riscuotere i crediti dalle pubbliche amministrazioni. La sigla, che raggruppa sindacati e diocesi, ha chiesto di proseguire sulla via del risanamento e il posto di direttore generale dell'AICA, azienda idrica Comuni Agrigentini, è ancora vacante. Domenico Armenio, dirigente regionale vincitore dello specifico concorso bandito da AICA, è impossibilitato ad assumere l'incarico per la mancata concessione dell'aspettativa preordinata da parte dell'assessorato regionale alla funzione pubblica. Adesso si procederà allo scorrimento della graduatoria concorsuale. Il nostro direttore Arturo Cantella. Nella giornata di ieri 2 agosto, in occasione del primo compleanno della società AICA, i componenti del cartello sociale della provincia di Agrigento hanno incontrato i vertici della Consortile e di ATI per un confronto a tutto campo sugli aspetti gestionali della società che gestisce il servizio idrico integrato nell'Agrigentino. In un clima molto disteso sono stati toccati diversi punti: il confronto con la dirigenza di AICA a partire dagli aspetti finanziari ed economici, senza trascurare però le prospettive del rifacimento di alcune importanti reti da cui dipendono risparmi considerevoli che incidono sui costi di funzionamento e di conseguenza sulle bollette. Il presidente del CDA ha informato i componenti del cartello sociale che poche ore prima l'assemblea dei sindaci, in rappresentanza dei 3/4 del capitale sociale, aveva già approvato all'unanimità il bilancio, che non si è chiuso in positivo soltanto a causa dell'aumento dei costi dell'energia. I componenti del cartello sociale hanno così invitato gli interlocutori a continuare sulla strada del risanamento e hanno inviato il management di AICA a utilizzare meglio la comunicazione per rendere edotti gli utenti e tutti gli stakeholders dei risultati della gestione degli interventi svolti per migliorare il servizio. In vista di un prossimo incontro, subito dopo Ferragosto, i componenti del cartello sociale hanno sollecitato l'AICA a procedere senza indugio sulla strada di azzerare la percentuale dei morosi, a partire dalle pubbliche amministrazioni, perché hanno ribadito: non si può essere inflessibili con i cittadini e tolleranti con chi ha invece il dovere di dare l'esempio. Da parte di AICA è stato così assunto un impegno fermo in questa direzione e sono state espresse parole di gratitudine per il lavoro portato avanti dal cartello sociale a sostegno di una sfida che punta a consolidare l'esperienza della gestione pubblica del servizio idrico integrato a vantaggio dell'utenza, a salvaguardia dei livelli occupazionali. Intanto, sempre sulla vicenda AICA, il posto di direttore generale dell'azienda idrica Comuni Agrigentino è ancora vacante. Infatti è stato rigettato il ricorso presentato dall'ingegnere Domenico Armenio, dirigente regionale, vincitore dello specifico concorso bandito dall'AICA, ma impossibilitato ad assumere l'incarico per la mancata concessione dell'aspettativa preordinata da parte dell'assessorato regionale alla funzione pubblica. Adesso, pertanto, secondo la normativa in materia, si procederà allo scorrimento della graduatoria concorsuale e la carica di direttore generale dell'AICA dovrebbe essere assegnata al dottor Claudio Guarneri. In Emilia-Romagna un incidente stradale ha provocato la morte di Gioacchino Grillo, 50 anni, originario di Agrigento, assistente capo della polizia penitenziaria in servizio da tempo nel carcere di Piacenza. Lui, alla guida di una moto, ha battuto i cartelli a ridosso di una strada chiusa per lavori in corso, nonostante gli operai abbiano tentato a distanza di indurlo a rallentare, e si è schiantato contro un furgone utilizzato dagli stessi operai e parcheggiato di traverso sulla carreggiata. È morto sul colpo sul ponte Paladini, chiuso
dalle ore 22 alle 6 per la sostituzione di un giunto e il riposizionamento della segnaletica orizzontale lungo la tangenziale sud di Piacenza. A Palermo una ragazza tedesca di 25 anni con lividi sul volto, braccia e ginocchi si è recata in ospedale in lacrime. Sono a Palermo per motivi di studio. Al rientro a casa sono stata violentata. Un giovane si è avvicinato a me con una scusa nella zona di Via Polare a poca distanza dal tribunale. Mi ha aggredita e poi è scappato. I poliziotti della squadra mobile che si occupa di reati sessuali o contro i minori, sulla base delle informazioni rese dalla donna, hanno designato un identikit, hanno acquisito alcuni video registrati dalle telecamere di sorveglianza. Le indagini sono in corso. Dopo diversi anni di attesa, il comune di Agrigento si è dotato di un ambulatorio veterinario. La struttura sanitaria pubblica, che ha sede nella zona industriale Xasi, è stata aperta in mattinata. Al suo interno vi operano i medici veterinari dell'azienda sanitaria provinciale che si occuperanno di curare e sterilizzare gratuitamente i cani e i gatti randaggi. Anche le attività di microchippatura degli animali che si effettuavano nei locali comunali di Fontanelle si eseguiranno nella nuova struttura della zona industriale. Un ambulatorio attrezzato e dotato anche di ricoveri. Arturo Cantella. Sindaco, si inaugura oggi l'ambulatorio veterinario, una struttura qui incontrata consolida. Ecco, cosa si può fare, chi ha bisogno di aiuto verso gli animali? Sì, si inaugura oggi qui questo ambulatorio veterinario. Poco fa con i colleghi medici veterinari dell'ASP parlavamo che forse dopo 12 anni loro ricordano che si riapre questo ambulatorio veterinario comunale. Ci saranno dei punti di riferimento, il mio assessore, ringrazio il mio assessore Roberta Lara per l'impegno che si è preso e quindi per aver portato a termine anche questo progetto. Era un progetto che io ricordo bene, io iniziai a lavorarci su quando ero assessore, poi mi sono dimesso, ha continuato l'assessore che mi ha succeduto e poi quando sono stato eletto sindaco ho affidato l'incarico, la delega all'assessore Lala e finalmente oggi, dopo quasi 2 anni di lavori, siamo riusciti a completare. Penso che è un fiore all'occhiello per Agrigento, è una lotta al randagismo ma anche una cura per gli animali e randaggi che avranno bisogno, ecco, di assistenza, e ringrazio anche le associazioni di volontariato che assieme a noi continueranno l'opera proprio della degenza, dell'assistenza, della cura di questi animali che subiranno gli interventi. Finalmente per me è una grande soddisfazione essere qua a inaugurare questo ambulatorio, è un progetto che parte dal lontano 2010. Sono contenta perché vedo in questa giornata dell'inaugurazione tanti cittadini, che sono quei cittadini che devono fungere d'esempio contro coloro che al contrario abbandonano gli animali, che ahimè sono tanti. Abbiamo il canile pieno. Se il canile è pieno perché ci sono molte persone che abbandonano. Un mio grazie va anche alle associazioni animaliste perché sono coloro che fanno un grande lavoro di supporto anche all'amministrazione, e un grazie all'ASP, ai medici veterinari che saranno coloro che verranno ad operare in questa struttura, i cani e i gatti. Per quanto riguarda i gatti faccio un invito ai volontari, a coloro che si occupano dei gatti, di fare richiesta per le sterilizzazioni presso l'ufficio sanità del comune di Agrigento. Quale sarà la prassi per utilizzare questa struttura? Praticamente si fa la richiesta per quanto riguarda i gatti ai sensi della legge 281 del 91 presso l'ufficio sanità del comune di Agrigento, per cui ovviamente ci sarà una lista di coloro che fanno la richiesta per prima e susseguirsi verranno sterilizzati tutti i gatti. Diciamo che abbiamo anche creato un supporto per fare in modo che il volontario possa catturare il gatto della sua colonia felina attraverso delle gabbie trappola che noi comune forniremo. Sostanzialmente la struttura tecnicamente, se ce la può descrivere brevemente? Allora, la struttura è fatta da una sala di preparazione, un'altra sala dove il cane o il gatto verrà tosato nella parte dove subirà l'intervento, dopodiché in quella parte di
sala preparatoria verrà anestetizzato e poi portato nella sala operatoria dove verrà fatto l'intervento. Dopo qualche ora di assistenza verrà trasferito nei box degenza che abbiamo costruito a norma di legge, che stanno fuori, che sono poi bendati, per cui dentro non ci sarà né caldo né freddo, ma una temperatura che è ottimale per l'animale. Ecco, il ruolo vostro all'interno di questo ambulatorio veterinario per i cani, per gli animali in generale, qual è? Allora, noi abbiamo fatto come WWF Italia, abbiamo fatto un protocollo col comune, quello di comunque dare un contributo al territorio agrigentino, tutta la provincia, nel cercare di tutelare e salvaguardare i randaggi che purtroppo sono diffusi nel nostro territorio. Da Siculiana a Palma di Montechiari, diciamo, abbiamo difficoltà, spesso in riserva ci portano animali e randaggi in condizioni estreme, quindi il ruolo del WWF Italia, non soltanto in riserva ma anche in tutto il territorio agrigentino, è quello di cercare di dare un contributo per questi animali che più delle volte alla fine è già segnata. Fattivamente cosa deve fare una persona che si trova in queste condizioni, trova un animale, insomma che tipo di messaggio lanciare per cercare di venire incontro a queste povere bestie? Allora, il consiglio che do ai vari cittadini è quello di contattare subito il comune di Agrigento oppure le associazioni che operano nel nostro territorio, in maniera tale che in pochi minuti si attiva la macchina per recuperare e guarire questi animali. Ecco, per chi ha magari qualche animale a casa si può venire qui in caso di bisogno? Allora, il centro è destinato ai randaggi, quindi quegli animali poco fortunati, quelli che sono purtroppo stati abbandonati e si trovano in condizioni estreme. Ecco, il vostro supporto a questa iniziativa quale sarà come ASP? Come ASP qua in questa struttura devo fare una premessa, grazie alla caparbietà del sindaco e dell'assessore Gala e interessamento in prima persona, oggi grazie, dopo 12 anni si riapre l'ambulatorio veterinario ad Agrigento. Ricordiamo che prima era incontrata qualche Ciavolotta e che allora non era proprietà del comunale, ora questa è proprietà comunale, nessuno si può buttare fuori e a distanza di 12 anni finalmente si riapre l'ambulatorio veterinario. Cosa ci sarà qua? Qua ci sarà la sterilizzazione dei cani randaggi, ci sarà poi la sterilizzazione dei gatti, nonché la microchippatura sia dei cani parpedonali che dei gatti dei cani randaggi. Tutto questo avverrà gratuitamente a spese tutto a carico del servizio veterinario. Ecco, possiamo dire che c'è stato il vostro impegno, l'impegno del comune, insomma l'impegno di tutti, che finalmente Agrigento si dota di una struttura all'avanguardia in questo settore? Eh sì, è proprio così, dopo diversi anni, con diversi tentativi con le varie amministrazioni, finalmente abbiamo trovato un'amministrazione che ci ha collaborato nella figura del sindaco e in maniera particolare nella figura dell'assessore Lala. Noi spinti anche dai nostri vertici dell'ASP, il commissario, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, siamo stati sempre incentivati per portare avanti questo discorso del randaggismo e quindi a completamento da ciò per la sterilizzazione a cane e microchippatura. Questo è un grande passo. Io l'appello che voglio fare però a tutti i cittadini della provincia di Agrigento, non solo di Agrigento, è di voler bene agli animali, di adottare gli animali e di non abbandonare i cani. Il nostro lavoro si riduce, ma nello stesso tempo soffrono di meno gli animali. Allora, finalmente abbiamo raggiunto la civiltà grazie a questa amministrazione, all'assessore Lara, al sindaco e anche all'ASP, quindi finalmente ci sarà la sterilizzazione a tappeto dei randaggi della città e si inizia il passo veramente per la civiltà. Disservizi postali a 10 lettere, non basta un mese di tempo per arrivare da un quartiere all'altro della città di Agrigento. Eugenio Cairone. Quanto tempo occorre per consegnare una lettera? Parliamo del servizio postale, anzi del disservizio postale, quello di Poste Italiane, che non riuscendo forse per incapacità organizzativa a smaltire la corrispondenza, crea malumori e proteste da parte dei cosiddetti utenti che si affidano a Poste Italiane. Un disguido che sa di pressappochismo e mancanza di rispetto è quello segnalato dal signor Gioacchino,
un agrigentino che dice di essere molto adirato e spiega il perché. Il 6 luglio, quindi circa un mese fa, ha spedito dall'ufficio postale di Fontanelle, il quartiere a nord di Agrigento, 10 inviti di matrimonio, di cui 8 con destinazione Agrigento città. Siamo arrivati ai primi di agosto e di quelle lettere purtroppo si sono perse le tracce. Al signor Gioacchino, che si è recato a chiedere all'ufficio postale di Fontanelle e negli uffici di smistamento di Contrada San Benedetto spiegazioni sulla mancata consegna della corrispondenza, è stato risposto che ci vuole tempo e che prima o poi le lettere arriveranno a destinazione. E allora torniamo alla nostra domanda iniziale. Quanto tempo occorre per consegnare una lettera? Ricordiamo che stiamo parlando della stessa città di partenza e di arrivo, ovvero Agrigento. Ed è questo che rende vergognosa la vicenda che giriamo all'attenzione della direzione provinciale delle poste di Agrigento, perché al signor Gioacchino possa quantomeno arrivare un cenno di scuse. Si è svolto un altro tavolo nazionale del centrodestra nel merito delle elezioni politiche e in prospettiva delle regionali in Sicilia e poi in Lombardia e Lazio. E un altro no sarebbe emerso verso la ricandidatura di Nello Musumeci a presidente della regione. Fratelli d'Italia avrebbe ribadito, e sarebbe la seconda volta che tra le regioni al voto intenderebbe scegliere il candidato della regione Lazio e sarebbe il capogruppo della Camera Francesco Lollobrigida. Matteo Salvini e la sua Lega preferirebbero invece decidere in Lombardia e quindi a Forza Italia spetterebbe la facoltà di indicare il candidato in Sicilia e in tal caso, a meno di altre carte da giocare, sarebbe Stefania Prestigiacomo. Se così sarà, Fratelli d'Italia, che rinuncia a Musumeci, rivendicherebbe la presidenza dell'Assemblea regionale adesso di Miccichè. E non mancano le prime incrinature, infatti sulla questione migranti, e non è una novità, Salvini e Gianfranco Miccichè non marciano a braccetto e Miccichè lo ha appena ribadito in occasione dell'escalation di sbarchi a Lampedusa, intervenendo così: i problemi ci sono, non c'è dubbio, ma non possiamo lasciarli in mezzo al mare a morire. Se si parla di immigrati io lo considero un problema ma non un fastidio. Bisogna partire dalla questione umanitaria e rivedere la politica sulle migrazioni. E nel frattempo ancora il riferimento al dilemma Musumeci bis, si è scatenato uno scontro a distanza tra Gianfranco Miccichè e l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. A lanciare la prima freccia è stato Miccichè, che ha affermato che colpa ho io se Musumeci ha avuto un atteggiamento arrogante e sleale nei confronti dei suoi alleati, adesso la colpa è di chi non lo vuole. E Razza invece afferma e sottolinea: se c'è una sola parola che non si può utilizzare nei confronti del presidente Musumeci fino a considerarla infamante e diffamatoria, è proprio sleale. In 5 anni, senza un solo giorno di crisi, non c'è alleato che non abbia avuto il pieno rispetto dei patti, perché pochi uomini politici hanno il senso della parola come il presidente della regione. Semmai la lealtà non sempre è stata ricambiata persino da chi ha incassato nomine concordate e il giorno dopo ha votato la norma blocca nomine. Ormai è chiaro a tutti che quella di Miccichè è una vera e propria ossessione che fa male a tutta la coalizione. Al contrario, dal presidente Musumeci non è mai nata alcuna polemica, essendosi fatto interprete più di tutti dell'unità del centro-destra. Miccichè, la stessa persona che ha parlato di miglior governo della Sicilia solo pochi mesi fa, non parla di risultati del governo, che sono stati copiosi e significativi, non parla di niente che riguardi i siciliani. L'unico suo problema è meramente un costante attacco alla persona. Gli chiediamo maggiore equilibrio e cerchi di essere più rispettoso anche di Giorgia Meloni e di chi, come Ignazio La Russa, ha lavorato fin dal primo istante per l'unità della coalizione, conclude Razza. Ovvio che facendo questa mia battaglia contro il Presidente della Regione non potevo rimanere Presidente dell'Assemblea. Questo era scritto quando la Meloni o chi presta ieri fa questa sorta di dichiarazione dura e forte. Miccichè, si può dimenticare
l'avevo già dimenticato di dire, è ovvio che la presidenza dell'Assemblea è una di quelle cariche che si spalta, primo partito, secondo partito, terzo partito, ma comunque sicuramente in una condizione come quella che si è verificato, la pretesa da parte nostra, come vorrei dire non soltanto di Micchicheri portavoce in quanto Presidente dell'Assemblea, ma la volontà da parte di tutto il Parlamento, di maggioranza sicuramente del Parlamento e maggioranza della nostra coalizione di non volere Musumeci, metteva ovviamente a rischio la mia Presidenza dell'Assemblea per la Nazionale di Giappone. Non c'era bisogno che nessuno me la venisse che nessuno mi venisse astratto, perché non ho bisogno di essere sfruttato da nessuno. Io credo di aver fatto il Presidente dell'Assemblea con coscienza, nel senso che tutto quello che ho fatto l'ho fatto soltanto per il bene della Sicilia, per il bene dell'Assemblea e per questo forse è qualcosa che gli altri non pensavano che sarebbe successo, per la dignità di questa Assemblea, che considero prioritaria, sicuramente prioritaria anche rispetto alla dignità del governo, nel senso che il Parlamento è l'espressione massima della rappresentanza politica, non è certamente il governo. E quando un governo ha pensato di fare tutto con il fastidio del Parlamento, questa era la sensazione che si avesse, cioè che ci fosse una sorta di fastidio nel dover passare da questo passaggio, come dire, da questa incombenza burocratica di far approvare le leggi al Parlamento. Bene, vorrei dire, ricordare a tutti coloro che l'hanno immaginato che il Parlamento è la massima espressione di rappresentanza. Il governo nasce con l'ok del Parlamento, nasce dentro il Parlamento anche se con l'elezione diretta del Presidente della Regione, materialmente nasce fuori da questo edificio, ma questo non limita minimamente gli obblighi di un governo di rispettare le regole della democrazia. È già finita la liaison politica tra il leader di Sicilia Vera, Cateno De Luca, e l'europarlamentare ex Movimento 5 Stelle ex Iena, Dino Giarrusso. Arturo Cantella. Sono venuti insieme ad Agrigento lo scorso 15 luglio Cateno De Luca e l'ex grillino onorevole Dino Giarrusso per presentare la loro unione, la lista di Cateno De Luca, sindaco della Sicilia, Orgoglio Siculo e Sicilia Vera, incontro alla stampa con tanti cittadini, avvenuto presso il Bar Milano, poi spostatosi nella vicina piazzetta con testimone la statua del grande Niccolò Gallo, tanti curiosi e gli attivisti che hanno presenziato i loro discorsi. Il tour è poi proseguito per le altre località della nostra provincia, Favara, Canicattì, Palma, Siculiana, in cerca di adesioni e delle liste che andranno a formare. Oggi purtroppo è arrivata la notizia detta dallo stesso Cateno De Luca, che sancisce tra i due la rottura. È finita troppo presto tra Dino Giarrusso e Cateno De Luca per concorrere alle prossime elezioni regionali dell'isola. I due, ex sindaco di Messina e l'altro Iena, ex grillino, quindi non sono più alleati nel progetto Sud chiama Nord. La fine della banda Bassotti, il punto di rottura, ad annunciarlo è lo stesso Cateno De Luca tramite il suo profilo Facebook nelle ultime ore, che ha raccontato dopo una lunga riunione con Giarrusso e i suoi collaboratori. Sono emerse diversità di vedute, spiega il leader di Sicilia Vera. Alla fine io ho sbottato, per me la strada si conclude qui perché la banda Bassotti si combatte sul capo e soprattutto nel proprio territorio, cioè ognuno di noi ha una provenienza e ovviamente per quelle che sono le candidature all'uninominale bisogna farle connesse a quelle che sono le provenienze. Su questo punto non ci siamo trovati più, capita nulla di male né di strano, continua De Luca, capitano le divergenze in politica, prima che si verificano cose più eclatanti preferisco interrompere qui il percorso. Per Cateno De Luca continua la marcia verso Palazzo d'Orlean e sempre a mezzo social rilancia il doppio progetto regionale e nazionale, annunciando che partirà al più presto l'organizzazione per le candidature anche nella Calabria.
Caronia nel Messinese, truffa all'Unione Europea, sequestrati 700.000 euro di beni ad azienda ittica che avrebbe illegalmente beneficiato di finanziamenti comunitari erogati dalla regione siciliana. I dettagli nel servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno portato a termine un'articolata attività di indagine avviata nel dicembre del 2020 nei confronti di un'azienda ittica con sede nel comune di Caronia. Al centro delle indagini finanziamenti comunitari erogati dalla regione siciliana. La Procura della Repubblica di Patti ha segnalato alla competente autorità giudiziaria il titolare della ditta individuale e alcuni imprenditori compiacenti per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. I contributi erano finalizzati a realizzare un impianto di acquacoltura, con bacini di acqua dolce per l'allevamento di pesci del tipo persico e storione, destinati poi alla successiva vendita. La normativa vigente in tema di erogazioni comunitarie prevede che il beneficiario partecipi, in quota parte e con risorse proprie, alla realizzazione delle opere, appaltando la materiale esecuzione dei lavori a soggetti diversi, con l'obbligo di documentazione delle spese sostenute e di modalità di pagamento tracciabili. Le investigazioni si sono incentrate proprio sull'esame delle fatture relative al programma di investimento inoltrate dalla ditta individuale alla Regione Siciliana, Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, Dipartimento della Pesca Mediterranea, a riprova dell'avvenuto sostenimento delle spese. Per la procura pattese, il titolare dell'azienda ittica, grazie anche alla complicità delle ditte appaltatrici dei lavori, avrebbero rendicontato alla regione siciliana il sostenimento di costi ampiamente superiori rispetto a quelli effettivi. Considerata la consistenza degli elementi raccolti, salvo diverse valutazioni nei successivi gradi di giudizio e fermo restando il principio di non colpevolezza sino a sentenza passata in giudicato, la Procura della Repubblica di Patti ha chiesto e ottenuto, dal locale tribunale, l'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo per circa 700.000 euro. Provvedimento eseguito nei giorni scorsi dalle Fiamme Gialle della tenenza di Sant'Agata Militello. I carabinieri della stazione di Raffadali hanno denunciato un 55enne del posto appartenente alle forze dell'ordine per detenzione illegale di munizioni militari dell'arma. A margine di uno specifico controllo hanno trovato nell'abitazione dell'uomo 45enne cartucce calibro 22. Le munizioni, una volta sequestrate, sono state consegnate agli esperti dei laboratori scientifici dell'arma per l'espletamento di alcuni accertamenti tecnici. 2 anni dalla tragedia, una fiaccolata per ricordare Viviana Parisi e Gioele Mondello. I corpi di mamma e figlio, entrambi di Venetico, vennero trovati dopo giorni di ricerche nell'agosto 2020 nelle campagne di Caronia. L'iniziativa adesso è stata organizzata dal marito e padre Daniele Mondello. Vediamo. Sono passati 2 anni dalla morte di Viviana e Gioele. I corpi di mamma e figlio, entrambi di Venetico, vennero trovati dopo giorni di ricerche nell'agosto del 2020 nelle campagne di Caronia. Per ricordarli si svolgerà una fiaccolata promossa da Daniele Mondello, marito di Viviana e papà del piccolo Gioele. Un momento a sostegno di verità e giustizia. Daniele Mondello non ha accettato la verità emersa dalle indagini e chiede che si possa ancora indagare su quanto accaduto. Viviana, mentre percorreva l'autostrada 20 in direzione di Marcia Palermo, rimane coinvolta in un lieve incidente. Lascia l'auto e si incammina con il figlio eletto nei boschi di Caronia. In pochi secondi si perdono le loro tracce e solo dopo diversi giorni di ricerche viene ritrovato prima il corpo della donna e poi quello del piccolo Gioele, entrambi in avanzato stato di decomposizione. Per la Procura di Patti, che ha indagato sulla tragedia, non ci sono terze responsabilità e ha archiviato l'indagine. Per Daniele Mondello potrebbe esserci un'altra verità. La mia sofferenza, scrive sui social, non smette di aumentare. La mia solitudine continua a schiacciarmi come fosse un macigno. Sto riprendendo piano piano a fare il mio lavoro, il DJ. Mi manca tutto, ogni cosa, e tornare dietro una console è stata una grande sfida. Non mi fermerò mai e continuerò a lottare finché avrò forza. Giustizia e verità per Gioele e Viviana. Il sorriso di Gioele
il sorriso di Gioele che si apre alla vita, l'amore negli occhi di Viviana. Ogni giorno, prosegue Mondello, si rinnovano nei miei battiti. Ogni notte sussurrano i miei sogni. Sono le nostre stelle, sono i nostri angeli. La fiaccolata si terrà presso la chiesa Madonna delle Grazie di Venetico Marina. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. A Ioppolo Giancazio, 2 giorni di iniziative all'insegna dell'antiviolenza. Il rosso si indossa, non si versa. Questo è il titolo degli appuntamenti di carattere culturale ed artistico. Arturo Cantella. Nell'ambito delle manifestazioni estive in atto presso il comune di Ioppolo Giancazio, nell'attesa della saga del melone giallo che si svolgerà i prossimi 6 e 7 agosto, il comune ha inserito nell'ampio cartellone estivo organizzato per questa stagione in collaborazione con la locale Proloco una serata dedicata alle donne. Il tema Il rosso si indossa, non si versa, la resilienza è donna, la forza, il coraggio e la determinazione delle donne raccontate attraverso l'arte pittorica, la musica, la danza, il teatro, la letteratura. All'evento hanno partecipato Ester Rizzo, scrittrice, Lia Rocco, attrice, Giovanni Moscato, attore, la SD Danza, Vincenzo Arnone, pittore. Sono intervenuti al dibattito Antonello Gallo Carrabba del Centro Aiuto Antiviolenza Telefono Aiuto, Gesuela Pullara, dirigente Polizia Penitenziaria, Carmelina Argento nella qualità di assessore al comune di Ioppolo Giancazio alle politiche sociali, Giuseppe Lodico, presidente della Proloco, Raimondo Sorintano, parroco. Ha moderato la serata Maria Portella. Oggi è il 2 agosto e come 3 anni fa, anche quest'anno dopo la chiusura che ci ha obbligato il Covid, stiamo nuovamente celebrando questa giornata che ha il nome Il rosso si indossa e non si versa, la resilienza è donna. Lo facciamo attraverso l'arte, lo faremo attraverso l'arte, attraverso la musica, attraverso la scrittura, perché il nostro obiettivo questa sera non sarà soltanto quello di mettere in luce quello che è un fenomeno purtroppo diffuso e che non cessa, che non vuole cessare, però il nostro obiettivo soprattutto è quello di mettere in luce la donna, la capacità che ha la donna di rinascere, di riproporsi, di mettersi in gioco, ed è questo quello che noi oggi faremo attraverso l'arte. Assessore, ecco, parliamo anche dei suoi protagonisti nel dibattito di questa sera. Sì, ci sarà innanzitutto la scrittrice Ester Rizzo che presenterà il libro Le donne disobbedienti, poi ci sarà Giovanni Moscato che farà un monologo e accompagnerà anche la scrittrice, l'attrice Lia Rocco, ci sarà un momento di danza, ci saranno anche il gruppo di Ioppolo, Tradizione Ioppolese, che faranno dei monologhi sempre inerenti al tema. Ci saranno tante altre sorprese e staremo bene insieme. Approfondiremo il tema, questa è la nostra seconda edizione, Il rosso si indossa e non si versa. Sarà dedicato questa serata particolarmente alle donne coraggiose, racconteremo storie di donne del passato e del presente e lo faremo attraverso l'arte, con la musica, con il canto, con il teatro e con alcuni momenti e spunti di riflessione. In un clima strano, estivo, con il caldo, ma ci sono questioni che hanno bisogno sempre di essere approfondite. Io sono stata invitata dall'assessore e dall'assessora di Ioppolo per dare il mio contributo e chiaramente ho pensato subito a Maragrazia, la vecchia protagonista dell'altro figlio di Luigi Pirandello, che ci racconta una storia di violenza, di povertà, di guerra e di lacrime. Presenterò Donne disobbedienti e parlerò anche un po' del labirinto delle perdute, perché riportare alla luce e alla memoria le storie di queste donne che hanno combattuto contro vari tipi di violenza penso sia veramente importante per far capire come i diritti acquisiti delle donne sono fondamentali e sono sempre purtroppo in pericolo, e come la violenza non è soltanto la violenza finale, il femminicidio,
o la violenza contro le donne, ma c'è un substrato culturale di violenza che parte da quella verbale e quindi altro non è che il femminicidio altro non è che la punta dell'iceberg, e noi dobbiamo necessariamente, per eliminare questa piaga terribile della nostra società, andare a lavorare su questo substrato. Anche questa sera parleremo di violenza sulle donne. Tutte le occasioni naturalmente sono necessarie per poter divulgare la notizia che esiste un centro antiviolenza, che le donne possono usufruire dei servizi gratuiti del centro antiviolenza Telefono Aiuto, che ormai dal 2003 esiste nel nostro territorio. E quindi anche questa sera, nella convivialità di questa bellissima serata, parleremo di un tema molto importante, toccante e soprattutto che riguarda le donne e non solo, perché ricordiamoci che la violenza sulle donne non riguarda solo chi la subisce, ma soprattutto chi può esserne a conoscenza, e quindi tra il pubblico magari ci potrà essere qualcuno che è a conoscenza e potrà cogliere l'occasione per aiutare una donna. È un evento importante, sono delle tematiche sulle quali è giusto investire ed è importante parlarne, è importante fare conoscere qual è la legislazione attuale, anche per permettere a chi è veramente vittima di violenze di sapere quali sono gli strumenti a sua disposizione, a sua tutela. Peraltro lei lavora in un posto dove è quotidianamente a conoscenza di queste persone anche. Certo, noi ovviamente gestiamo gli autori di questi reati e quindi è un altro il profilo che ci riguarda. Sono stato invitato, sono stato onorato di far parte di questa manifestazione, un tema molto importante, attuale e sempre da tenere sotto controllo, sotto mano, da cercare di portarlo sempre avanti, non solo stasera ma anche proiettarlo nel futuro, cercare di parlare nelle scuole, nelle varie attività sociali, qualsiasi cosa che si possa fare possa essere utile ad eliminare un pochettino questo problema sociale che esiste e sempre attuale. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, in visita istituzionale nel comune di Valderice, in provincia di Trapani, ad accogliere il governatore al municipio di Piazza Sandro Pertini, il sindaco Francesco Stabile, il presidente del consiglio comunale Alessandro Pagotto, presente tra gli altri l'assessore regionale alle attività produttive Mimmo Turano. Musumeci si è poi soffermato con la giunta comunale e i capigruppo consiglieri e successivamente, insieme al primo cittadino, si è recato nella frazione marina di Bonaggia, dove verrà realizzato il nuovo porto finanziato di recente dalla regione con 31 milioni di euro. Vediamo. Questa è una struttura che ha bisogno di essere valorizzata, è rientrata nei programmi di recupero del governo regionale. Il governo regionale, per la portualità minore, questo governo regionale presieduto dal sottoscritto, ha investito oltre 150 milioni soltanto nella riqualificazione e tanti altri milioni nel consolidamento, e quindi tutto quello che abbiamo detto lo abbiamo fatto e tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto. Siamo fra le 7 principali località al mondo per preferenza turistica. È chiaro che non bisogna cullarsi sugli allori, soprattutto dopo le tragedie che abbiamo vissuto in questi 2 anni di pandemia, che non è ancora finita. E quindi il tema serio è adeguare le strutture e i servizi a questa rinnovata e cresciuta attenzione verso la Sicilia. La competizione non si fa solo col mare, si fa anche con la qualità dei servizi. E lì abbiamo ancora tanto ma tanto da lavorare. Il nostro modo di lavorare ormai è conosciuto, presentiamo alla città il progetto di riqualificazione del waterfront, dei 4 ambiti che toccano tutto il waterfront, che non è solo il waterfront portuale, è certamente il waterfront della città di Trapani. È un progetto ambizioso, molto importante, che cambierà il volto, diciamo così, non soltanto, ripeto, della parte più
portuale ma dell'intero waterfront della città. Siamo felici e contenti perché il nostro modo di operare e di lavorare prosegue nel segno del silenzio, del fare, non certamente del dire o del chiacchierare o del fare inutile rappresentazione a parole che poi non diventano fatti. Io sono estremamente felice oggi perché è chiaro che siamo partiti da un concorso internazionale di idee, siamo arrivati alla fase preliminare del progetto, a breve arriveremo alla fase definitiva, stiamo catturando i fondi del PNRR per la realizzazione del progetto. E quindi, come siamo abituati a fare, così come abbiamo fatto per il terminale scafi, così come abbiamo fatto per il terminal crociere a Trapani, così come abbiamo fatto per il dragaggio che si chiuderà l'11 di agosto, anche per il waterfront, insomma, arriveremo a breve alla cantierizzazione. Dà una dimensione internazionale ad una città che è certamente già conosciuta, che è meravigliosa, non devo raccontare io la storia di Trapani. Noi abbiamo cercato di sviluppare un progetto rispettandone la storia e penso che questo sia l'elemento fondamentale di quello che noi abbiamo realizzato e di quello che andremo a realizzare. È chiaro che in tutto questo c'è un contesto che è il contesto del nostro obiettivo, che è anche un obiettivo di sviluppo, di creazione di economia reale, che però, ripeto, si interseca perfettamente con quello che andremo a realizzare nel rispetto della storia di questa meravigliosa città. I colleghi si appoggeranno a me, si sono appoggiati e si appoggeranno a me per quel poco che posso fare e che ho fatto. È stato un progetto di rinvenimento, di scoperta. In fondo noi non abbiamo inventato niente che non fosse già stato presente nella città. La città ha una quantità di potenzialità che avevano bisogno da anni di essere messe a regime, di essere in reciproca coerenza l'una con l'altra e di partire. E il porto, siccome Trapani nasce attorno al porto e con il porto, è la parte più antica della città, allora il nostro gioco è stato semplice, ma anche condotto con umiltà, ascoltando i cittadini e le esigenze, specialmente quelle imprenditoriali, artigianali, commerciali, perché fa parte dell'economia il porto. E le dico una cosa scherzosa perché un po' è diventato lo slogan del nostro progetto, non solo spritz. Perché? Sì, perché a volte capita di fare delle proposte che si occupano solamente dell'aspetto del tempo libero, ludico, di farsi l'aperitivo, e invece il porto di Trapani, oltre che farsi l'aperitivo, che ci sta e che è bellissimo, guardando il panorama, guardando i tramonti e la Colombaia, è anche un luogo di produzione, anche un luogo di economie su cui tante famiglie hanno fondato la loro storia e campano, e facciamo in modo che si incrementi questo, ecco. Quindi non solo spritz. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.